L'ha colpita di spalle alla testa con una pietra, fracassandole il cranio, poi, forse per essere sicuro che fosse morta, le ha stretto le mani al collo, strangolandola, infine ha gettato il corpo in un campo a Formeniga di Vittorio Veneto, nascondendolo con foglie e rami. Aveva solo 20 anni Irina Bacale ed era al 6° mese di gravidanza e proprio per quel bambino che portava in grembo sarebbe stata assassinata dall'ex fidanzato Mikhail Savciuc, 19 anni, anch'egli in Moldavo e residente a Godega di Sant'Urbano. Eccolo mentre esce dal commissariato di Conegliano dopo aver confessato il terribile delitto ed aver condotto gli agenti nel campo diventato la tomba di Irina e del suo bambino. Perché Irina, nonostante la giovane età e l'assenza di un lavoro stabile, quel bimbo lo voleva. Mikhail, invece, studente all'Ipsia Pittoni di Conegliano, di assumersi la responsabilità di un figlio pare non ne volesse sapere. Si erano lasciati lo scorso settembre non appena scoperta la gravidanza, ma evidentemente continuavano a vedersi. Domenica pomeriggio, probabilmente per un chiarimento, Mikhail le aveva chiesto di incontrarsi. È andato a prenderla nell'appartamento di Conegliano che Irina condivideva con alcune amiche. La giovane non è più rientrata e solo oggi si è saputo il perché. È stata la madre di lei, che lavora come badante, a rivolgersi martedì alla polizia perché non riusciva a rintracciare la figlia. Sono così scattate le indagini che hanno portato all'ex fidanzato. Dopo quasi un giorno di interrogatori, Mikhail Savciuc alla fine è crollato ed ha confessato, accompagnando nel cuore della notte i poliziotti fino al campo di via Manzana a Formeniga, dove aveva nascosto il cadavere di Irina.